Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova interessante partita giocata la settimana scorsa in Spagna all'interno del torneo internazionale di Saragossa. Con i neri abbiamo un maestro FIDE di nome Roperes Antonio con 2360 punti e con il bianco abbiamo un maestro FIDE italiano di nome Niccolo Napoli. Ah sì, sono io. Allora, scherzi a parte, vediamo subito com'è andata la partita. Ed è anche interessante vedere un po' il processo logico del come creare alcune posizioni, ricordando posizioni studiate, viste e approfondite. Il mio avversario, dopo la mia mossa, dopo la mia spinta del pedone in D4, gioca D6. Il mio avversario è un grande esperto dell'apertura francese, quindi in caso di E4 chiaramente si rientrerà in una posizione a lui molto comoda. Ovviamente io non volevo per nulla giocare una posizione comoda al mio avversario, e molto in particolare anche questo dettaglio durante i tornei a tempo lungo, quindi tornei un po' più seri, c'è anche questo aspetto della preparazione pre-partita che diventa molto importante. Quindi così come io ho cercato tante informazioni, quindi partite giocate, tornei, statistiche sul mio avversario, lui avrà fatto altrettanto, e allora si raggiunge una posizione della catalana. Questa posizione io ero consapevole di voler raggiungere, anche perché avevo visto che il mio avversario non la gestiva molto bene, l'aveva già gestita in altre occasioni, in altri tornei, e quindi volevo un po' sorprenderlo. In questa posizione, dopo arrocco corto, vi dico che nella catalana l'obiettivo del bianco è uno soltanto: cercare di attivare quanto prima questo alfiere delle case bianche sulla diagonale più lunga e quindi eliminare questo pedone D5 dal centro della scacchiera. E quali sono i precedenti del mio avversario su questa posizione? Bene, bianco ha giocato la mossa principale a rocco corto e quindi lui cattura in C4, cercando poi di seguire la teoria dell'apertura. Quindi il bianco riesce nel suo obiettivo di eliminare questo pedone dal centro della scacchiera, ma a cambio di un pedone che per adesso è sempre un pedone in meno. Il bianco lo recupererà facilmente, ma il nero nel frattempo completerà il suo sviluppo. Senza entrare troppo nel dettaglio, qui arriva la prima sorpresa, perché in questo momento ho giocato B3, che per questa posizione dell'apertura è senz'altro la mossa meno comune. Vi racconto anche questo aneddoto. Diciamo che in fase di preparazione stavo cercando un po' come sorprendere il mio avversario e stavo anche approfondendo la posizione stessa. C'è un grande maestro americano di nome Shankland che ha 2700 punti, che vince una partita in modo molto spettacolare, forse un giorno ve la riproporrò, proprio con questa B3. La mossa del nero è molto logica, perché se il bianco ha perso un tempo con una mossa lenta, quindi una mossa di pedone, non resta altro che reagire al centro, quindi la reazione C5 di per sé è chiaramente molto logica. Io ho catturato al centro e qui le scelte sono due. In caso di cattura di pedone avevo in mente di impostare un gioco molto semplice, quindi a rocco corto per il bianco, una mossa normale per il nero cavallo C6, quindi catturare in C5 e affrontare questa situazione dove il nero si ritrova con un pedone isolato e il bianco ha un gioco abbastanza facile per puntare su quel pedone. Queste tre frecce gialle sono già coordinate contro il pedone D5, si può intuire che il bianco non abbia molte difficoltà nel raddoppiare anche le torri, quindi tutti i pezzi bianchi contro D5. Solitamente al pedone isolato corrisponde un'attività dei pezzi del nero, ma il nero qui non ha un gioco così semplice. Tendenzialmente il pedone isolato appoggia e sostiene un pezzo leggero, quindi in questo caso il cavallo che va in E4. È vero che il cavallo si potrebbe coordinare con l'alfiere tutto su F2, ma vi dico che non sarà così facile per il nero o attaccare o difendere quel pedone D5, quindi questa posizione per me andava abbastanza bene e dunque mi aspettavo la mossa che poi è stata fatta in partita, la cattura di cavallo. La cattura di cavallo ha il suo perché, ha delle idee, e la prima è cercare di evitare di raggiungere il pedone isolato, la seconda un po' più furba, lasciare questa diagonale libera dove l'alfiere nero si potrebbe posizionare per inchiodare il pedone centrale, e quindi questo potrebbe dare già del gioco, o comunque cercare delle semplificazioni al centro che ovviamente aiuterebbero un po' il nero. A rocco corto da parte mia, cavallo C6, una mossa di sviluppo che porta un pezzo verso il centro, dunque alfiere B2 e a questo punto B6. Quando è stata giocata B6, e questo è un invito che vi faccio, quando voi giocate le vostre partite ci sarà un momento in cui il vostro avversario magari muoverà un pedone, e quando muove il pedone
la vostra attenzione andrà sui pezzi che non sono difesi, quindi in questo caso la mia attenzione va immediatamente su questo cavallo in C6 che non è più difeso da nessuno. E allora stavo pensando, bene, come potrei sfruttare questo cavallo? È chiaro che se riuscissi ad aprire la diagonale sarebbe fantastico perché interviene il mio alfiere. L'altra considerazione tipica è cercare di creare un attacco magari sulla colonna C, quindi prendere di mira questo cavallo C6, ma non è così facile perché è vero che il cavallo in C6 per adesso non è difeso, però la prossima mossa lui lo potrebbe difendere con l'alfiere. Dunque ho catturato in C5 e una presa di pedone sarebbe da escludere perché questo pedone è rimasto oltre a essere isolato, quindi non più difendibile da altri pedoni, è anche un facile obiettivo perché nel giro di qualche mossa questo pedone verrà facilmente catturato. Ok, ho colorato all'interno della scacchiera queste manovre, quindi un alfiere potrebbe andare in A3, il tipico attacco con i pezzi pesanti sulla colonna di questo pedone isolato, per poi portare un eventuale cavallo in attacco. Quindi a questo punto alfiere per C5 la consideravo unica mossa e mossa migliore per il mio avversario, e così è avvenuto. Cavallo D2, completando lo sviluppo e portando i pezzi verso il centro, dunque alfiere B7, la mossa che abbiamo sulla scacchiera. Qualche mossa fa vi dicevo, ok, il mio campanello di allarme, la mia attenzione andava proprio su quel cavallo C6, e dunque anche qui la mia idea di coordinare i pezzi proprio su questa casa. E ci sono più modi per proseguire. In effetti comunque dopo un torre C1, torre C8 giocate in partita, l'idea potrebbe essere giocare a 3 per far B4, fare indietreggiare i pezzi avversari e nel frattempo accontentarsi del fatto che ci sia una diagonale molto forte, questa diagonale nera molto forte, anche facilmente sfruttabile. Adesso diciamo che se il bianco riuscisse a portare la donna in A1 o in D4 o in C3, chiaramente sono sempre idee per creare questa batteria coordinazione alfiere donna lungo la diagonale e quindi avere un buon gioco. In questa posizione ho giocato cavallo E4. L'idea è semplice, cercare di rovinare la struttura pedonale avversaria, quindi il cavallo da E4 vuole saltare in C5, vuole rovinare la struttura e il mio avversario non è d'accordo, alfiere 7 che era anche la mossa che mi aspettavo, dopo la quale ho giocato cavallo D4. Come vedete tutti i pezzi del bianco stanno creando qualcosa che chiamerei armonia. I pezzi del bianco, adesso i due alfieri hanno un ruolo fondamentale perché sono sulle due diagonali più lunghe. I due cavalli sono qui al centro, felici, contenti, pronti per saltare sia sul lato di re che sul lato di donna, e dunque il bianco qui a mio avviso già stava leggermente meglio, quindi ero molto soddisfatto della posizione raggiunta, e anche perché ci sono delle mosse difficili per il nero. Una mossa semplice per il nero potrebbe essere il cambio in D4, però a questo punto la cattura di donna chiaramente crea questo fastidio sulla diagonale, quindi già questo tentativo di creare la batteria minaccia di matto danno al bianco un buon gioco. Il mio avversario ha giocato cavallo B4 e c'è da dire che ok, notavo che non era molto soddisfatto dalla posizione raggiunta, e questo è anche nel momento in cui giocate tornei dal vivo, partite dal vivo, dovete anche soffermarvi anche sulle espressioni del vostro avversario, capire un po' il suo stato d'animo, perché se lui non è soddisfatto della posizione raggiunta vuol dire che fino adesso avete senz'altro giocato abbastanza bene. La partita continua, le ho fatto cavallo D4 e a questo punto A3, cercando di fare nuovamente indietreggiare i pezzi avversari. Su cavallo A6, che è la mossa più naturale, più spontanea, potrebbe seguire una tranquilla B4. L'idea è semplice, fare B5, quindi costringere nuovamente questo cavallo a tornare indietro. Adesso non può andare in C7 perché i pezzi bianchi, così come da premessa, così come volevo tempo fa, qualche mossa fa, si coordinavano su C6, e allora vorrebbe dire che il cavallo deve tornare in B8. E anche qui possiamo senz'altro affermare che il bianco stia meglio perché è riuscito a coordinare tutti i pezzi verso il centro della scacchiera. Comunque i pezzi del bianco sono sicuramente migliori rispetto ai pezzi del nero. Il mio avversario ha giocato cavallo per D4 cercando delle semplificazioni, ma qui tornando a un'idea che avevo proposto qualche minuto fa, quindi cercare di creare una coordinazione sulle case nere, quindi una batteria sulle case nere, ho giocato questa sequenza torre per torre, e chiaramente la cattura non può venire di donna, altrimenti donna per D4, minaccia di matto, e l'altra minaccia è il cavallo in B4 che non è più difeso. A nulla serviranno mosse come alfiere F6, perché in questo caso è anche peggio, perché seguirà il matto con cavallo per F6 scacco, e dopo la cattura
Donna G4, scacco a re, forzando le mosse del nero, il re si nasconde in H8 e a questo punto alfiere per F6 sarebbe un'ottima e splendida conclusione della partita. Dunque, dopo torre per C8 del bianco non resta altro da fare che alfiere per C8 e al bianco restano due scelte, due mosse. La prima è catturare in D4. Per catturare in D4 ha l'aspetto spiacevole che si semplifica troppo la posizione, non è detto che poi questa coppia degli alfieri, che chiaramente è molto coordinata abbastanza bene contro il lato di donna, sia sufficiente per garantire un vantaggio. E qui l'altra mossa, che poi quella che ho giocato in partita, la cattura di pedone in B4. E qualcuno già potrebbe dire, storcere il naso e dire, beh, questi due pedoni sono così brutti. E in altri video hai detto tante volte di non creare i pedoni doppiati, non creare i pedoni isolati, però adesso stai facendo tutt'altro. Ok, è vero, però questi pedoni doppiati creano un gioco dinamico, un gioco tattico che vedremo tra qualche mossa. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Intanto è da capire cosa può fare il nero su questo attacco, perché l'attacco resta contro questo cavallo, chiaramente alfiere per F6 nuovamente da escludere, perché il cavallo cattura, toglie il difensore e a questo punto due attaccanti sul cavallo nero garantiscono al bianco un vantaggio materiale. In caso di E5 non cambierebbe molto, perché bisogna semplicemente attaccare il cavallo si sposterà, a quel punto tutto contro E5, anche qui in bianco guadagna materiale. La mossa giocata in partita era quella che immaginavo da prima, cavallo B5. Ha una struttura pedonale inferiore, ma qui ero consapevole di aver ottenuto questa posizione per giocare questo donna 1 che qualche minuto fa vi proponevo. Abbiamo una tensione abbastanza importante lungo la diagonale nera e, cosa molto importante, la donna punta anche questo pedone a 7 che è arretrato. Cosa significa? Che il cavallo in B5 deve restare lì il più possibile per mantenere la difesa della posizione. Come difendere G7? La mossa è una soltanto ed è F6. A questo punto la torre attacca la donna si sposta, torre C1 e la donna va in B8. È vero che sono state fatte due mosse consecutive con lo stesso pezzo, però il miglioramento è abbastanza grande, perché questa torre domina la colonna C e questa donna in B8 probabilmente è meno efficace e meno attiva che in D8. La partita prosegue e qui ho fatto una mossa di cui sono molto fiero e soddisfatto, torre C4. Torre C4 vuole innanzitutto difendere il pedone e fino a qui diciamo è molto evidente. E il fatto che ci siano due pedoni doppiati permetterebbe anche al bianco di decidere magari di dare il pedone all'avversario in cambio di un compenso, di un'attività materiale, cercare di complicare un po' il gioco. E quindi a questo punto torre C4 sulla scacchiera e il mio avversario ha giocato torre D8. Torre D8 ha la sua logica, perché vuole effettivamente cercare di entrare sulla colonna D, cercare di creare delle minacce, ma torre C4 che avevo preparato, e adesso vedremo che è l'idea di un attacco fortissimo sul lato di re. E questa torre C4 mi serve perché a volte andrà in G4 o in H4 per attaccare. Infatti in questa posizione, dopo un'analisi che comunque era il frutto del ragionamento che avevo fatto precedentemente, ho giocato tranquillamente alfiere per F6 sacrificando un pezzo e il mio avversario non ha di meglio che accettare questo sacrificio, quindi cavallo per F6. Questa è la posizione raggiunta e adesso il bianco sta attaccando. Quali sono i pezzi che attaccano? Sono la donna, il cavallo e la torre. Il cavallo non ha un gran futuro perché il nero potrebbe eliminarlo. Vediamo un po' cosa potrebbe accadere, perché se re andasse in H8 o comunque in G7, il bianco salta tranquillamente in D7, scacco di scoperta perché la donna lascia e la donna adesso avrà strada libera contro il re avversario e quindi il bianco ottiene un vantaggio materiale. In caso di re F7 c'è una coordinazione che vi propongo, che perché è molto molto bella e molto efficace, in cui il cavallo si coordina a distanza contro la donna con l'idea di entrare in H6 o in E5. D'altra parte, oltre a questi possibili ingressi con il cavallo, c'è anche l'idea di portare questa torre proprio lì di fronte all'avversario. È vero che si potrebbe fare un tentativo di fuga, perché questo re magari il nero dice ok, tu mi vuoi attaccare, io mi nascondo qui, ma è tardi perché arriverà l'alfiere di case bianche, scacco, e quando lui si difende è troppo tardi perché arriva anche la donna. E se non bastasse,
arriva la torre, quindi potrebbe anche arrivare torre F4, eventualmente cavallo H6, sono tutte mosse molto, molto forti. Cavallo H6, re si deve spostare ancora, adesso arriva torre G4, tu mi catturi, ti faccio scacco, tu vai qui. Ok, possiamo immaginare che ci sia del matto. L'invito è: come può il bianco vincere? E qui sono abbastanza certo della posizione raggiunta, il matto esiste, e per i più curiosi vi invito magari a scriverlo nei commenti, poi in un secondo momento cercherò di rispondervi. Torniamo alla partita, quindi su cavallo per F6, alfiere per F6 è stata giocata, donna per F6 e qui la minaccia è una soltanto con il matto in G4, quindi in che modo il nero può difendere questo ingresso? Sicuramente con torre scacco intermedia, l'alfiere torna indietro, dunque E5, e da lontano questo alfiere silenziosamente controlla la casa G4. Adesso diciamo che finché il bianco ha due pedoni per un pezzo ma una buona iniziativa, il bianco può ritenersi soddisfatto del sacrificio raggiunto. Qui ci sono tante idee per attaccare, si può decidere di attaccare il pedone H7 ma non è così facile, oppure si può decidere, così come ho fatto io in partita, di giocare questo scacco per poi far intervenire la torre, ma non è così facile perché questa torre effettivamente come potrebbe intervenire, perché potrebbe andare in H4 per andare qui in H7, potrebbe andare da altre parti, è difficile che vada in F4 e allora bisogna attivarla dalla traversa, quindi torre C6 è molto forte. Adesso l'idea è semplice: da C6 salto in F6 e quindi il nero deve impedirlo, e il nero lo impedisce con questa mossa, torre con cavallo D6 chiudendo la traversa, ma il cavallo D6 permette al bianco di creare nuove minacce. Adesso bisogna fare un po' di attenzione perché in realtà dopo donna per E5 che guadagna un pedone, il nero ha qualche risorsa tattica, perché adesso gioca il nero chiaro, ha una posizione svantaggiosa, sta un po' peggio e allora gioca il tutto per tutto. Il tutto per tutto potrebbe essere creare questi tentativi di rete di matto, quindi alfiere H3 in caso il bianco perde un tempo, non è più in grado di dare scacco, il nero si difende, ok, matto in F1 e allora l'attacco non va in porto. Un altro tentativo di creare delle mosse furbe potrebbero essere che dopo donna D8, che è la mossa che ho fatto io in partita, lo si sposta, la torre va in C7, lui si sposta ancora, donna G8 e qui anche in questo caso torre H7 sembrerebbe vincente perché l'idea è coordinare i pezzi, ma in realtà anche qui c'è una tattica da contropiede del nero che è torre per alfiere, il re cattura, dunque alfiere scacco e a questo punto non resta altro che catturare l'alfiere, ma la donna del bianco non era difesa, quindi donna per G8 sarebbe vincente. Ok, una posizione piena di trucchi, di minacce, bisogna fare un po' di attenzione, ma è effettivamente tutto ancora sotto controllo. La partita è proseguita in questo modo, a questo punto ho giocato F3. F3 è una mossa importante perché in altre varianti, adesso vi mostro un altro trucco, un'altra minaccia che si potrebbe creare in questa posizione, il nero tra le tante idee, quindi immaginiamo che il bianco faccia qualcosa di interessante per cercare di creare delle minacce, tipo donna per E5, il nero gioca donna B7, e quando il nero gioca questa mossa, torre per D6, anche qui, quando il bianco gioca questa mossa, torre per D6, anche qui il nero magicamente, diciamo, estrae dal suo cilindro questo trucco che è torre per alfiere, re per alfiere e dopo donna per H1, chiaramente matto sulla scacchiera. E questa sarebbe la fine più terribile di una partita di scacchi condotta molto bene. Tornando alla partita, la posizione dunque raggiunta era questa qui, donna di 8, il re si sposta, torre scacco, adesso inizia la caccia al re, e quindi donna G7, il re si sposta ancora e a questo punto giocai F3. F3 per più motivi: il primo è evitare tutte queste fastidiose minacce ed idee di matto che vi ho mostrato prima, il secondo è cercare di portare nuovi pedoni e nuovi pezzi all'attacco, quindi non è per nulla facile per lui gestire questa posizione. Donna 8 giocata e dopo torre 7 il matto è imparabile. Torre 7 vuole semplicemente andare in E5 e torre 7 ha anche l'idea di controllare questa via di fuga del re, perché quando lui sposta la donna semplicemente G4 scacco e quando il re si sposta donna H6 matto sulla scacchiera. Ok, c'è da dire che il mio giovane avversario è stato molto sportivo nel considerare che il sacrificio di qualità, cioè il sacrificio di pezzo, sia stato un buon sacrificio,
e questo gesto di sportività è dato anche dal fatto che poi alla fine si sia fatto dare scacco matto. Rivediamo un po' la partita, quindi di 4-6, quindi tipica partita di donna che poi rientra in un'apertura catalana dove da bianco ho giocato B3, che è una mossa un po' meno comune, meno giocata. A questo punto la mia attenzione era sulla colonna C, dunque torre C1, cavallo E4, sono tutte mosse che poi hanno creato quell'armonia che poi ha portato il bianco ad avere un po' di iniziativa. Questo probabilmente è stato il momento più importante, perché alla struttura inferiore dei pedoni del bianco corrisponde una buona iniziativa sulle case nere, e così è andata la partita. Torre D1, anche in questa manovra molto interessante in cui la torre si attiva peggiorando la posizione della donna avversaria. Torre C4 è molto bella perché torre C4 impedisce che lui possa fare torre D8. Come doveva proseguire il gioco? Probabilmente bisognava fare 5, però su E5 immagino che la mia idea sarebbe stata dar fastidio a questo cavallo B5. Dunque, torre C4, torre D8, sacrificio molto bello, tutto molto corretto, e non resta altro al mio avversario che giocare questa posizione. Tutto molto forzato. Adesso qualcuno dirà: beh, fantastico, hai pensato 20 mosse consecutive con tutte le variabili? E la risposta è no. La risposta è: ho pensato di raggiungere una posizione buona, una posizione soddisfacente, e poi mi sono fidato molto dell'intuizione, della mia esperienza, perché al sacrificio di pezzo leggero finché si ha l'iniziativa e 2 pedoni, quello è un contesto che va bene. Poi le mosse, diciamo, sono arrivate da sole. Chiaramente è subentrata quella fase di calcolo in cui poi il sacrificio di pezzo ha portato a questo fortissimo attacco e poi al conseguente, al successivo matto. Ok, spero che questa partita vi sia piaciuta. Appuntamento ai prossimi video e vi invito a commentare. Ciao a tutti! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!